Presidente, le chiedo scusa. Sì. Io avevo già fatto il controesame ieri. Se mi consente di recuperare 2 domande. Proceda, sì. Signor Avola. Sì. Senti, io desideravo chiederle questo. Lei ha detto di essere uomo d'onore. Se un uomo d'onore per commettere un fatto illecito, un reato, sceglie un altro uomo d'onore, quest'ultimo uomo d'onore che lei sceglie non si può rifiutare? No. Lei può comunque anche scegliere per commettere un fatto illecito un uomo non d'onore, esatto? Sì. Tornando alla prima ipotesi, cioè se lei sceglie di fare questo reato con un uomo d'onore, questo uomo d'onore che lei ha detto non si può rifiutare, si deve però mettere in regola con il capodecina. Sì. Ecco, altrimenti se non si mette in regola è in difetto. Certo. Mi vuole spiegare che significa si mette in difetto? Cioè nel senso che se qualcosa non va bene può anche essere ucciso quest'uomo? Cosa significa poi cade in difetto se non lo fa presente? Cioè di rifiutare, intanto non mi è capitato mai a me questa cosa. Sì, no, voglio dire come regola, io non le chiedo un esempio concreto, voglio dire in astratto questa regola, cioè la persona alla quale che lei invita, tra virgolette, a commettere il reato deve mettersi in regola, giusto? Ce lo deve fare presente, altrimenti è in difetto. Lei mi sa spiegare la frase in difetto, se me la sa spiegare, oppure no? No, in difetto vuol dire che uno può giustificare, diciamo, sai, oggi non mi sento di fare questo reato, ho problemi, cioè capito. un motivo valido. Ho capito. Perché allora è in difetto nel senso che non ce la fa, non ha più coraggio. Ho capito. Va bene, nessun'altra domanda, signor Presidente, grazie. Allora, Avvocato Attanasio? Sì. Sì, Presidente. Sì. Signor Avola, io le devo fare una domanda che verosimilmente esce fuori dagli schemi di questo processo, ma per la quale io sollecito tutta la sua sincerità, in quanto potrebbe anche riguardare un caso di coscienza. Io le chiedo se lei ricorda se il Pinuccio Di Leo ebbe mai a farle una qualche confidenza, e cioè che egli, pur essendo stato responsabile di una rapina conclusasi con un omicidio, per questo reato venne ingiustamente accusato e condannato il fratello di Leo. Se lei lo sa, se mai ebbe questa confidenza. Sì. E le posso chiedere, ripeto, sollecito la sua sincerità e un fatto di coscienza. Può dire cosa le confidò il signor Pinuccio Di Leo? A me mi confidò che era stato lui a fare la rapina alla gioielleria Motta. Dopodiché la polizia l'aveva identificato, c'era andato e l'hanno arrestato a Pinuccio. No, l'hanno arrestato, l'hanno portato in camera di sicurezza. Sì. Il fratello gli va a portare, mi sembra, un rencino, pasta a forno per dargli da mangiare, e c'è una ragazzina lì dentro invece che accusa subito il fratello di Leo. Esce Di Leo, Pinuccio, e arrestano l'altro fratello, innocente, perché ci somigliava a questa ragazzina, dice che somigliava a Ivan Cattaneo, dei capelli. Praticamente esce Pinuccio che era il colpevole, cioè la polizia si era indirizzata giusto sulle identichette e arrestano il fratello. E l'ultima domanda, dal momento penso che lei conosceva tutti e due i fratelli. I due fratelli si somigliavano? Sì, parte del viso, sì. Sì, grazie. Un'altra domanda che riguarda invece il processo. Mi può dire in quale epoca, scusi, io ero assente ieri, avvenne l'omicidio Bagli di cui lei ha parlato? Credo nel 91. Non lo può identificare meglio, vero? No. Va bene, la ringrazio, io ho finito, Presidente. Posso, Presidente? Avvocato Cattaneo. Signor Avola, lei conosce Scavo Giuseppe? L'ho conosciuto in carcere.
In quale carcere? Piazza Lanza. Lei ricorda di aver detto allo Scavo di stare tranquillo per quanto riguarda le dichiarazioni di Grancagnolo, Samperi, sia Samperi Claudio e Samperi Alfredo? Cioè ricorda che mentre lo Scavo era in infermeria o al carcere comunque di Piazza Lanza lei gli abbia detto stai tranquillo che sia Samperi che Grancagnolo che non dicono cose serie, uno dice una cosa, uno dice un'altra cosa, stai tranquillo? Sì, forse sì, io ero a campo e lui era isolato, del blitz. Hanno messo in infermeria. Quindi ricorda questa circostanza? Sì. Lei probabilmente per fare queste affermazioni aveva letto che cosa? Il mandato di cattura? Quando gli ho fatto l'affermazione a Scavo? Cioè per dirgli stai tranquillo che né Grancagnolo né Samperi, dei due fratelli Samperi, dicono cose gravi, uno dice una cosa... Io ho fatto questa affermazione sul fatto che sapevo che i figli di Samperi erano a Catania, cioè erano sotto sequestro della famiglia, insieme alla moglie, che l'ha portata la moglie stessa. Allora gli ho detto stai tranquillo che intanto se lo consigli è giusto, perché cioè, non gli potevo dire da lontano che avevamo... Cioè non ha dato giustificazione, ma il fatto è questo qui. Ah, era questa la ragione per cui diceva di stare tranquillo? Sì, perché, Non perché tenendo sotto sequestro i figli di Samperi, credo che Samperi di tante cose non parlava. Ma lei, questa era una sua supposizione, immagino, lei aveva notizia certa che Samperi non parlava? Io credo che non parlava, che sapeva i Sì, figli. lei lo credeva lei. Ma mi dica una cosa, al di là di quello che lei credeva, lei le dichiarazioni del Grancagnolo, del Samperi... Ma questa è una discussione ancora di prima. Cioè io lo sapevo di fuori già che c'erano i figli di Samperi a Catania. Ce ne parlavo, ne ho parlato con Orfeo Fighiero. Sì, no, signora Aula, forse non ci siamo compresi. Io le sto dicendo, a prescindere da questo discorso che lei ha chiarito nei termini in cui ha ritenuto di poterlo chiarire, io adesso le sto chiedendo, lei in effetti le dichiarazioni, che ne so, di Licciardello, di Samperi, di Grancagnolo, dei due fratelli Samperi, le ha mai lette, le ha mai avute? E quelli che c'erano scritto nel mandato di cattura, sì. Ah, le ha lette. Quindi ha letto anche le dichiarazioni di Licciardello Giuseppe? Certo che le ho lette. E allora non può essere che realmente lei allo Scavo questa cosa l'abbia detto perché leggendo quelle dichiarazioni riteneva che insomma... No, perché nel mio mandato di cattura non potevo ritenere niente, perché io ero mandato per omicidio, mandante con dei fratelli Marchetti, cioè era un po' complicata la cosa. Certo, c'era anche questo, lei c'era l'omicidio di Leo Contestato, c'era già il fatto dei fratelli Marchese, quali altri omicidi contestati c'erano, li ricorda? Mi sembra Samuele Ventura, le dichiarazioni che ha fatto, diciamo, Licciardello, me li ha collate tutti, va. Quelli che lui sapeva. In più c'era il reato associativo? Sì, no? quello è il primo. C'era il reato dell'associazione per gli stupefacenti? Non me lo ricordo questo. Non so neanche l'articolo, quale non lo so. No, vabbè, non è che non è un problema di articoli. No, credo di no, per droga non mi è arrivato questo mandato di cattura. No, era nello stesso mandato. L'ordinanza Orsa Maggiore, non lo so che cosa... quella molto grande, signor Aula, per intendere, quella molto voluminosa, insomma. Sì, il fascicolo però. Il fascicolone, sì. Lei ha detto che tutti gli omicidi che lei ha commessi li avrebbe fatti per conto dell'associazione. Sì. Non ci sono invece omicidi che lei ha deciso autonomamente? Sì, già l'ho dichiarato. E quali sono? Uno di un barbone. Solo quello del barbone? Sì. E quando i PM le contestano? Che quando lei sta raccontando di due omicidi che sembrerebbero essere in contrasto con quello che lei ha detto, di che non sono i due omicidi del barbone? E quali sono? E che ne so, uno mi pare Ventura, forse l'altro Potenza, come si chiamava il povero agente carcerario? No, il Potenza già io, mandandolo a dire a Salvatore Cristaldi, sono a posto con l'organizzazione, non ce n'ho problemi. Avvocato, sarebbe bene che lei perché altrimenti... È esattamente nel verbale del...
purtroppo è una parte che per una parte è rimasta omissata. Io leggo quello che il PM dicono, il verbale è 25 marzo 94. Mi rendo conto, come fanno rilevare le signorie loro, che tale ricostruzione dei mandanti dell'omicidio di cui ho detto potrebbe apparire in contrasto con quanto da me genericamente detto, e cioè che tutti Scusi se la interrompo, il verbale del 25 marzo è uno di quelli che poi sono stati ieri o l'altro ieri depositati integralmente. per una parte, rimasta sempre una parte di omissis. È rimasta sempre una parte di omissis. E nella parte depositata riguardava per l'appunto l'omicidio dell'agente di polizia penitenziaria. Dico, ma per lo stesso Ventura, io adesso non ricordo il verbale, quindi non è una contestazione, Ventura non sarebbe stata una sua autonoma decisione? No, però Marcello lo sapeva che lo doveva assassinare. Questo non mi pare che lei l'abbia dichiarato. Comunque io gliel'ho detto prima di arrestarlo, perché gli ho spiegato il fatto di quella ragazzina che Crisafulli ci è venuto a raccontare, che questo qui l'aveva sequestrata, violentata, tagliata a pezzi. Gli ho detto: Marcello, che cosa si deve fare? Si deve ammazzare, no tenerlo vicino. Poi Marcello l'hanno arrestato e io ho fatto l'operazione ugualmente, cioè anche se Marcello era in galera, lo sapeva che questo omicidio partiva da lì. Cioè non era una persona che potevamo tenere vicino, io sul punto non le posso fare una contestazione precisa perché non ho il verbale, non mi pare però, ecco, dico, questo mi riservo, non mi pare che lei abbia dichiarato esattamente questo. Sì, può essere, no, comunque io con Marcello ne avevo parlato dell'omicidio. Lo sta dicendo adesso, comunque, vabbè. Può essere, comunque io l'ho detto. Cioè lui lo sapeva di prima, perché questa storia l'ha raccontata Crisafulli al Model. No, va bene, questo poi io avevo fatto una domanda precisa. Certo, non potete da Santa Paola e chiedere l'autorizzazione, però... Signor Avola, non voglio raccontato l'omicidio qui, non stiamo discutendo degli omicidi in particolare, lo faremo in altra sede, in quella sede. Comunque io di testa mia ho fatto soltanto il barbone, basta. Ha fatto solo il barbone. Vedremo poi meglio. Senta, lei ha anche parlato di un tentativo di evasione che doveva fare con Mario Grazioso, ricordo bene? Rannisi, ci dovevamo portare anche il figlio del Papa Passola, sì. Ma il figlio del Passola sarebbe Pulvirenti Antonino? Sì. Ma lui era consapevole il Pulvirenti o era una vostra idea di portare? No, lui era isolato, non ci potevamo incontrare, era una nostra iniziativa. Era una vostra iniziativa. Senta, lei ieri ha detto che qualora fosse uscito aveva una prima cosa da fare. Io le chiedo, era solo quella la cosa che voleva fare o ce n'era anche una seconda o una terza? La prima era quella. E ce lo ricordiamo tutti, è inutile che lei la ripete. Dico, ce n'era una seconda che voleva... Bisogna vedere gli eventi, che cosa succedeva, come la prendeva la famiglia. Non lo so, bisogna gli eventi si potevano vedere, poteva essere che mi mettevo contro la famiglia, solo o con qualcun altro, non lo so, bisogna vedere che succede, mi ammazzavano subito, non lo so come va questa cosa. Ma lei non riteneva che, voglio dire, in qualche modo, secondo quello che lei ha detto e per come lei ha ricostruito il tentativo di sopprimerla, altri potrebbero aver avuto la stessa responsabilità, anzi forse una responsabilità maggiore? E verso questi altri lei non avrebbe tentato di attuare simili reazioni? Sì. Insomma, signor Avola, per capirci, il suo sentimento di vendetta credo che non riguardasse solo la persona da lei nominata, ma probabilmente qualche altro. No, io sto parlando come principio era Marcello. Come principio? E io le sto dicendo, al principio era il principio alla fine o era un principio a cui c'era... No, un principio solo era. Un principio solo, no. Cioè gli altri li avrebbe perdonati? No, poteva andare anche male la cosa. Poteva andare? Anche peggio, non lo so, mi mettevo contro Aldo, contro Enzo, non lo so come andava a finire. Comunque la mia rabbia era con Marcello diretta. E verso gli altri non aveva la stessa rabbia? Ma che vuole sapere se li ammazzavo, sì o no, faceva una guerra personale, questo vuole sapere. Lei non si preoccupi di quello, lei mi risponde. Ci faceva una guerra personale alla famiglia Santa Paola. Una guerra personale mia alla famiglia Santa Paola. Era questa la sua intenzione? Sì, poteva anche essere questa la mia intenzione. Poteva anche essere questa. Lei ha detto ieri che nonostante sia divenuto collaboratore di giustizia, i suoi principi non sono cambiati. Io non ho ben capito questa sua espressione.
Dico, tant'è che che cosa intende dire esattamente? Niente, i miei principi sono quelli di prima. E cioè? Cioè perché sto facendo il collaborante? Non lo so, quella domanda su cosa è stato fatto sui collaboranti. I principi di prima quali sono? Signor, visto che lei ha fatto, dico, a suo dire 50 omicidi, i principi... Certo, non sono i principi che vado a fare altri 50 omicidi. Appunto, dico, questo voglio sperare. Non mi ricordo chi mi ha fatto questa domanda. Dico, anche se voglio dire, lei ben capisce che c'è anche un modo diverso di poter seppellire le persone, no? Di questo si è reso conto? Sì, lo so, e lo sapevo anche quando ero in carcere. Vero? E allora dico, questi altri principi quali sono? Non lo so, mi hanno fatto ieri una domanda, io gli ho risposto su questi principi, ora non mi ricordo su quale domanda me l'hanno fatto. Sì, signor Aula, ma i principi che lei aveva dovrebbero appartenere al suo patrimonio di coscienza, di conoscenza. Se lei dice, non è che io perché sono diventato collaboratore di giustizia sono cambiati, i miei principi sempre gli stessi sono. Siccome io non so quali sono i suoi principi, e credo che potrebbe essere interessante saperli, non a titolo personale perché io non ho curiosità personali, le chiedo di dirgli se ritiene quali sono questi principi non cambiati. Io non lo capisco che cosa vuole dire. No, lei mi capisce troppo bene perché lei è persona intelligente, quindi lo capisce quello che voglio dire. Se non mi vuole rispondere, non mi risponde. Non le voglio rispondere. Non mi vuole rispondere. Perché sei infastidito tanto? Quando gli è stato detto, ma insomma con Grancagnolo non è un collaboratore di giustizia come lei, Grancagnolo. Che vuol dire, che siamo uguali? No, dico però ha fatto una scelta simile alla sua, no? Ah? Ha fatto una scelta simile alla sua, anzi direi uguale alla sua. La scelta Ha è una abbandonato scelta. i vecchi compagni, lui dice, ed è passato dalla parte dello Stato, non è la sua stessa scelta? Non lo so. Perché si arrabbia tanto? Di che cosa mi arrabbio? Grancagnolo? Mi ha detto, avvocato, come si permette lei a fare queste cose che io con Grancagnolo? Non è che io sono No, ma io Grancagnolo. con Grancagnolo ho fatto omicidi, ho un sacco di cose, ho fatto rapine. Sì, però lei ieri si è infastidito quando gli è stato detto Grancagnolo è un collaboratore di giustizia come lei. Perché si è infastidito tanto? Perché sei irritato, signor Avola? Ma non mi sono irritato io, Beh, avvocato. insomma, mi pare che ha anche detto avvocato come si permette. Ma irritato in che senso? Cioè io un collaboratore di giustizia, io sono un collaboratore, per me ci sono collaboratori di giustizia e collaboratori di giustizia. E che vuole dire? Che Ci sono collaboratori di giustizia, di serie A, altri di serie B, certune altri che di serie C. si impendono cose, certune no. Non è il caso di Grancagnolo perché le cose effettivamente le ha fatte, gli omicidi li ha fatti, ero in contatto con Carletto Campanella, lo vedevo sempre lì, questo è vero. Cioè mi dà fastidio quando parla della cosa nostra con una facilità enorme, questo sì. Perché Poi non è che io ho detto che non ha fatto le sue cose Grancagnolo. No, a me non è che sto dicendo perché le dà fastidio quando parla con facilità di Cosa Nostra? Che cosa vuol dire? Ma perché lui non sapeva un granché di cosa nostra, poteva sapere qualche cosa per sentito dire. Ah. Si astenga da intervenire, Santa Paola, direttamente. Presidente, un momento. Lei invece è uomo d'onore per quello che lei dice da vecchia data, vero? Sempre per quello che dico io, sì. Signor Avola, non... Cioè fino a che non mi provano il contrario, è così. Ah, certo, no, veramente Viggola regole diverse, comunque non ha importanza. E lì in gabbia ce l'hanno gli uomini d'onore, si pende qualcuno, collabora, uno o due, e dicono il contrario di quello che dico io, e si sacrificano. Ma questa che è la sua teoria che uno si può pentire anche per depistare? No, no, no. Avvocato, Se dicono che sto dicendo bugie. scusi, rientriamo nell'ambito della pertinenza più stretta al controesame. Non mi sembrava di essere impertinente, Presidente, però accolgo il suo invito. E allora, quest'epoca sua relativa alla iniziazione è 84? Sì, Quando? inizio 84. Inizio che vuol dire? Febbraio, marzo? No, inizio i primi di gennaio. Cioè i primi giorni dell'anno? Sì, E come fa a essere così preciso che siano i primi giorni dell'anno? perché dopo un paio di giorni abbiamo fatto l'omicidio Fao. Ah, è a questa circostanza che lei l'aggancia? Sì. Senta, lei ha parlato di armi
che poi sarebbero arrivati in un garage, quelle armi arrivate attraverso tale Pagano, a suo dire, nel 91. Ha detto che è andato a casa dell'Ercolano Aldo, ricorda? O ricordo male io? No, io ho detto che è venuto Aldo Ercolano a casa mia. Ercolano è venuto, non lei che è andata da Ercolano, ma Ercolano è venuto a casa sua? Sì, E che anno era allora? Può essere più preciso? credo il 91. Dico il mese? No, io mesi, giorni non me ne ricordo. Ricorda se era di sera, di giorno? Di sera. Di sera tardi? No, prima sera. Prima sera. Ha anche parlato di questa storia dell'omicidio del Megara, Acciaieria, ha detto, non mi pare che l'ha così individuato, e di questa riunione in cui lei avrebbe sentito di questa cosa. Sì. Quando è l'epoca? Lei ha detto fine 91, inizio 92? Super giù, sì. Super giù, sì. Vabbè, Presidente, io ritengo di aver concluso, siccome l'ho fatto così, non vorrei che mi è sfuggita qualche cosa, in caso ci torno. Sono io, Presidente, grazie. Avvocato Russo. Sì. Signor Avola, lei ricorda, può informarmi su quando ha visto per la prima volta, quando lo ha conosciuto, Franco Arcidiacono? Mi ha sentito, signor Avola? Sì, sto riflettendo. No, Verso l'88. sì, io più che l'anno, perché non posso pretendere questa assoluta esattezza da lei. Io volevo, se è possibile, che lei mi riferisse alla circostanza, cioè come è avvenuto che la prima volta lei si incontrasse con Arcidiacono. No, non me lo ricordo. Totalmente. Totalmente, sì. Allora io posso segnare per i miei appunti nell'88. E per quanto riguarda il periodo, anche questo, diciamo, non ricorda nemmeno quando. Vabbè. 88, 87. Signor Avola, lei, io cerco di evitare ogni riferimento puntuale a sua moglie, però voglio dire, è una circostanza che mi riguarda e vedrà che non tocco affatto i suoi familiari, sia ben chiaro. Dico, i figli di sua moglie, ha dei figli, vero? Sì. Sua moglie ha avuto dei figli? Sì. Lei ricorda se questi bambini, questi ragazzi, fossero portati da un certo medico in piazza Michelangelo? Lo ricorda? No. Non ne ha conoscenza? No. Allora, più specificamente, lei non ha mai accompagnato sua moglie a far visitare i bambini? Io non so che età abbiano, quindi dico bambini, poi possono essere anche, oggi certo saranno adulti. Voglio dire, non ricorda, ecco, proprio in quel periodo, diciamo, siamo nel 96, rispetto all'88 sono passati 8 anni, i suoi figli pressappoco quanti anni hanno? Pressappoco. Uno 19 e uno 15. Quindi diciamo 7 e 10 anni, ecco, questi ragazzetti, lei non ricorda di averli accompagnati in piazza Michelangelo, diciamo, a farli visitare? Se non lo ricorda, come mi ha già detto. No, non me lo ricordo. No, intendiamoci, signor Avola, non proprio dal medico. Diciamo, lei magari poteva aspettare sotto e non lo ricorda. Lei era affezionato a questi ragazzi, perché questo lo so. Dico, non se lo ricorda questa circostanza? No. No. Lei ha mai frequentato, non so se si tratta di concessionaria, se si tratta di magazzino vendita, comunque si trova di fronte il motel dove lei abitualmente stava, pare si recasse da Marcello d'Agata, c'è una concessionaria Lancia, credo, cos'è? Concessionario o punto vendita, non lo so. C'era al tempo almeno, perché io ricordo avevo acquistato anche delle macchine. Lei la frequentava questa concessionaria? Sì. Le chiedo scusa, signor Avola, per quello che mi riguarda, io ho detto frequentava, vuol chiarirmi, cioè di tanto in tanto ha avuto occasione di acquistare vetture, oppure in qualche modo questa concessionaria spesso lei vi si trovava? No, ci andavo spesso. Spesso.
lei potrebbe in qualche modo spiegarmi il perché? Io glielo anticipo, se si tratta di macchine voglio un po' chiarire questa storia, cioè lei ci andava per motivi di autovetture? Ci andavo per motivi di autovetture, per motivi per togliermi dal bar che era troppo a vista, quando veniva qualcuno mi mettevo dentro la lancia che era più nascosta. Quindi, nella buona sostanza, non soltanto vi si recava per fatti, diciamo, economici, d'affari con le macchine, ma anche in qualche modo per evitare di stare troppo esposto al bar? Sì. Mi scusi, avvocato Russo, Prego. mi sfugge l'ubicazione di questo, perché non ero distratto. Allora, le dico subito, Presidente Avola, peraltro io ho anticipato nella premessa alla domanda in modo che Avola comprendesse. I motelaggi sappiamo tutti dove, Sì. giusto? Sì. Di fronte, proprio di fronte. Grazie. Io devo essere sincero, ricordo di aver comprato una vettura lì, che bene. poi ha funzionato male, una Y10. Va bene. Avola, lei ha mai comprato un'autovettura in questa concessionaria? Di più di una. Vuol ricordarmi, non proprio dico i periodi precisi, ma che tipo, quante? Io ho comprato una Dedra, una Y10, una Lancia Evoluzione, una Lancia Martini, una Tema. Basta così. Erano tutte per uso personale? Sì, Quindi le teneva per poco e poi le rivendeva? sì. Lei ha anche comprato una Lancia particolare, io non sono esperto di macchine. La Lancia Martini, sì. Aspetti, no, non lo so, perché io so soltanto che c'era una macchina, lei è stato visto con questa macchina, una certa Dedra, non Dedra, una macchina integrale, blu. Una Delta, no, non era, l'Evoluzione era quella, blu. Come si chiama? Evoluzione. La Delta Evoluzione, l'ultima che ha fatto la Lancia. E questo in che periodo? 92, E quanto tempo l'ha tenuta questa macchina? un paio di mesi. Ho capito. Le chiedo scusa, adesso glielo chiedo direttamente, in fondo il gioco è scoperto, io gliel'ho fatte tutte queste domande per capire. Arcidiacono, lei ha detto che non si ricorda quando l'ha conosciuto, Sì. ed è possibile. Io sono qui disposto a crederle, ma voglio verificare quello che lei mi dice. Lei ricorda se mentre lei si trovava spesso, come ha detto, in questa concessionaria, qualche volta l'arcidiacono in questa concessionaria sia venuto per acquistare delle macchine, la Y10? Se lo ricorda, se non lo ricorda no. Non me lo ricordo. Lo può escludere, signor Avola? No, può essere che sia venuto, come ne vengono tantissimi per farsi fare uno sconto, le cose. Ecco, adesso che io le ho sollecitato questo ricordo, al quale tuttavia lei non sa dare un riscontro preciso, dico in qualche modo a quella domanda che io le ho fatto poco fa, se ricorda quando lo conobbe la prima volta, lei può dare una risposta più precisa, intendo dire, per essere più chiaro, lei poi questo signore lo vede in altre occasioni, diciamo illecite, Allora io dico, adesso ricostruendo, può essere che lei lo abbia conosciuto visivamente la prima volta in questa concessionaria, o comunque fosse un periodo in cui per lei non era nessuno e lo vedeva? No. Cioè lei esclude che allora quando Arcidiacono si recava alla concessionaria lei già l'aveva conosciuto prima come, Sì. come persona poco pulita, diciamo così? Come dice lei, poco pulita, sì. Intendo dire, allora, Arcidiacono era già quel personaggio che lei ha indicato al dibattimento quando l'ha visto alla Lancia, oppure prima l'avrebbe visto alla Lancia e poi lo avrebbe frequentato come persona di un certo spessore criminale? Ha capito? Ho capito, ma io non mi ricordo neanche se l'ho incontrato alla Lancia. Comunque io l'ho conosciuto lei- prima e per dell'89, onestà sicuramente. lei- E per onestà lei questo ha detto, io non ne sono certo, però siccome ha detto non lo posso escludere, Può essere perché venivano tantissimi, ha fatto prendere la macchina a Salvatore Cristaldi, i ragazzi di Acereale, però- non lo so io, esatto. venivano tante persone. Esatto, però le voglio dire, nel mentre il fatto che lei non lo ricordi prima che lo frequentassi in altre occasioni è possibile, se lei prima l'aveva conosciuto come persona appartenente a un certo gruppo, se l'avesse visto alla Lancia questo l'avrebbe ricordato, l'avrebbe riconosciuto, è così? Guardi, io non me lo ricordo se l'ho visto alla Lancia. Non se lo ricorda, vabbè, non andiamo avanti perché io sono qui proprio per cercare di capire quello che lei mi vuole dire. Lei ha detto, e quindi è inutile che glielo chiedo, lei si è recato in un certo capannone per farla molto spiccia, che poi venne incendiato col fatto della lampadina tascabile, Sì. le è stato domandato più volte questa cosa. A me interessava sapere una cosa, questo capannone, questo non so cosa fosse, deposito, era il capannone di Marsiglione, o comunque in gestione del Marsiglione? Non lo so, io so soltanto che devono fare la truffa all'assicurazione. Non lo so chi ce l'aveva intestato.
Signor Avola, cerchi di ricordarlo perché No, non posso ricordare perché non lo so. Aspetti, lo sa perché io vorrei... Il termine contestazione lei già lo ha recepito perché ha reso parecchie dichiarazioni e tuttavia mi rendo conto che la contestazione, il nostro esame viene spezzato dal fatto che devo produrre queste carte, io so che lei lo ha detto, allora lei riesce a ricordare se ha detto passammo casualmente dal deposito di Marsiglione, lei lo ha attribuito quel deposito incendiato proprio a Marsiglione. Ora non lo ricorda, perché se non lo ricorda glielo No, devo... che era di Marsiglione, sì, io non so se ce l'aveva intestata. Ah, io questo. Cioè, anche il caffè Varili, quello che si è infatti- bruciato, Paradise, No, mi scusi, era no, di mi scusi. Carlo, ma non Signor aveva Avola, intestato mi scusi. Carlo. Le chiedo scusa, signor Avola, perché possa continuare il nostro dialogo, che poi è un controesame. Fino adesso lei ha correttamente risposto alle mie domande. Vorrei che si limitasse a questo. Quindi lei mi sta dicendo, non avevo capito, pensavo, avvocato, che mi avesse chiesto se appartenesse al Marsiglione, questo non lo so, ma che fosse il deposito comunque nella disponibilità del Marsiglione, lei questo lo ricorda? Sì. Bene, e lo ha già detto peraltro. Ora, le chiedo scusa, quando avvenne, poi lei ha riferito pure che dopo aver visto, passando casualmente con delle persone, che è inutile che ripeto, ha visto questo gioco di lampadine, di cose, dopo poco tempo ha visto che si svilupparono le fiamme, arrivarono i pompieri. Ricordo bene o ho fatto confusione? No, non ricordo bene. Ricordo bene. Io le chiedo scusa, veramente non ho mai saputo se ne ha parlato. Che periodo è, cioè che ora era quando è accaduto tutto questo? Di pomeriggio. Ecco, siccome non pretendo l'orario, voglio solo sapere se nel suo ricordo c'era luce o buio. Comunque io gli posso dire che era prima delle 9 perché ho accompagnato a Santo Battaglia che ero sorvegliato speciale. Allora, è stato prima Io delle prima 9. delle 4 di casa non esco. È importante che lei mi abbia risposto perché vede la mia domanda, la informo, tendeva proprio a questo. Lei mi sta dicendo, quindi ha un'ottima memoria, che doveva essere prima delle 9 perché se no Santo Battaglia poi doveva tornare, Rompeva gli obblighi, sì. perché era sorvegliato speciale. Perfetto. Lei in questo capannone, in questo deposito dove ha visto sto traccheggio più o meno, insomma mi importa poco che tipo di traccheggio è stato, poi il fuoco c'è stato, quindi mi importa poco come è stato appiccato. Voglio capire, lei riesce un po' a descrivermi l'ingresso, l'accesso al capannone? Un capannone con un cancello, tutta No, roba aspetti. vecchia lì dentro. Signor Avola, il principio è questo ed è troppo chiaro. Io sono disposto a crederle, vorrei però sapere, proprio per sapere se è vera sta storia, che lei mi dicesse un po' come è combinato, quindi la maggiore esattezza possibile. No, guardi, io non me lo ricordo. Io sono stato così sincero da dirle a cosa teneva la domanda, cioè non lo ricorda. Lei però stava parlando di cancello, è vero, prima che io... Sì, un capannone con un cancello, hanno aperto il cancello con le chiavi normale, perché non stavano scassando niente, non lo dovevano bruciare per estorsione, hanno fatto l'operazione, l'hanno chiuso, sono arrivati i pompieri e hanno visto che è scoppiato l'incendio all'interno. Questa era la plasse per truffare Ora, lei ha l'assicurazione. visto questo cancello, almeno si ricorda se si trattasse di un cancelletto o di un cancellone? Non me lo posso ricordare. Non se lo può ricordare. Particolari che consentono a me di verificare la sua credibilità, perché è questo che cerco di fare. Per questa visita al capannone lei proprio non me ne sa fornire. Non lo so. Il mio interesse è cercare di sapere, intendiamoci, Avola, è chiaro. Sì, io l'ho capito, ma se non me lo ricordo io non posso inventare, non c'era la un cancello costringo. grande, un Non la cancello costringo, piccolo. Non la costringo, è chiaro, se non lo ricorda volevo Cioè, cercare... potrei andare per intuito, perché in un capannone c'è un cancello per grande, ma siccome non me la sento di rispondergli così non glielo dico. Signor Avola, per intuito no, perché fra l'altro lei lealmente mi sta dicendo che non sono ricco, quindi l'intuito che c'entra. Aspetti, Me la consente un'ultima cosa su sto capannone? Gli dico me la consente un modo di dire. Lei ricorda questo cancello? Dico, ricorda se insieme al cancello ci fossero lateralmente delle saracinesche d'acciaio? Non lo ricordo. Vabbè, su questo punto l'ho sufficientemente sentita. Lei ha riferito di certi avvenimenti, di certe conversazioni in quell'ufficio Mafa, giusto? Sì. Io infatti poco fa cerco di rendere il controesame il più possibile chiaro per lei, per chi lo intende e per me stesso.
Si ricorda che le ho chiesto il fatto del medico a Piazza Michelangelo? Sì, Proprio perché la Vaffa, come lei ha detto, si trova proprio là, giusto? sì, questo l'avevo capito. È chiaro, ma io non ho cercato di nasconderlo, signor Avola. Dunque, io la pregherei sempre per gli stessi motivi, cioè perché io mi tranquillizzi sul fatto che lei ci sia veramente stato. La pregherei il più possibile di descrivermi. Lei ha già descritto, diciamo, l'accesso, giusto? Queste riunioni, se ho capito bene, non è che si telefonano nella saletta lì appena si entrava, mi sembra difficile. Bene. Io la pregherei, signor Avola, sinceramente, di descrivermi con la maggiore esattezza possibile. Io ho qua una piantina, chiederò poi al Presidente, se la Corte lo consente, sia pure uno schizzo generale che lei possa fare. Mi vuole descrivere questi ambienti? Io la prego, per me è molto importante. Me li descrive quello che lei ricorda, dove accedevate, come era fatto. Ecco. Allora, entrando c'era una porta blindata con una telecamera che si vedeva dall'esterno. La pregherei di andare piano perché devo scrivere, mi consente? Allora, si entra e c'è una porta blindata. Di fuori c'è la telecamera per vedere chi c'è dietro la porta. Perfetto, e qua, diciamo, è l'ingresso. È l'ingresso. Poi entra di fronte, ci sono gli uffici con le segretarie, con un bancone di legno, in marmo, non mi ricordo benissimo. Aspetti, signor Avola, su questo ero già certo e lei lo ha confermato. Di fronte quindi c'è... Poi si va sulla... Aspetti, signor Avola, non scrivo così in fretta. C'è di fronte, ha detto, l'ufficio con le segretarie e un lungo bancone di legno, è così? Lungo, un bancone di legno. Un bancone di legno, che è quello che serve per il pubblico, va? Sì. Bene. Ecco, da questo punto, adesso come è fatto il resto? Poi si mette sulla sinistra e trova un'altra porta di fronte, entrando così di fronte, e gli uffici che andavano altri e sono sulla destra. Sul corridoio sto parlando sempre. Aspetti che devo capire. Allora, c'è un piccolo corridoio a quanto ho capito. Ho sentito corridoio o ho sentito Sì, male? corridoio, ha detto giusto. Bene, allora lei dice... Si entra in questo corridoio? Sì. E dove si arriva? Ci sono due uffici. Due uffici, cioè due ambienti, lei vuol Due dire? ambienti, sì. Sulla destra e sulla sinistra. Sulla destra e sulla sinistra. Queste riunioni, o perlomeno questi conversari, dove avvenivano? Allora, guardate... L'ufficio entrando a destra certe volte con Aldo, quando si faceva il riunione, e poi una volta solo, io, Aldo e Santo Battaglia e Osalaro eravamo nell'altro ufficio che sponda su Viale Vittorio Veneto. Il balcone, diciamo. Questa come indicazione è molto precisa, mi sta bene. Le chiedo scusa, lei sa se uno di questi uffici fosse quello dove lavorava l'arcidiacono normalmente? L'arcidiacono stava lì. Sì, cioè voglio dire, entrando in questi uffici, questi due uffici di cui lei ha parlato, li distingue perché uno dei due, lei mi ha detto di esserci Ma stato... io credo che l'ufficio... No, quello che crede. Lei ha No, detto... credo che quello dove, diciamo, lui stava di solito era quello lì che affacciava sul Viale Vittorio Veneto. Quale? Quello che affacciava sul Viale Vittorio Veneto, il balcone. Non l'ho sentito, questo era quello che lui, diciamo, ci stava abitualmente. Quello che affacciava sul Viale Vittorio Veneto. Va bene. Che lui ci stava abitualmente. Che ci stava abitualmente. E questo affacciava sul Viale Vittorio Veneto? Sì. Cioè c'ha le finestre sul viale, balconi, quello che è? Sì, qualche finestra c'è. E adesso l'altro, perché questo era quello dove lui si affacciava sul viale, arcidiacono, abitualmente lei ha detto vi lavorava. L'altro ambiente, lei in qualche modo riesce a descrivercelo? No, diciamo c'era un tavolo ovale, delle sedie a girare, Vabbè, insomma, la moquette per terra era azzurra. Sostanzialmente, se lei conosce il termine anodino, anonimo, era un ufficio come gli altri, va? Tavolo riunione. C'era un tavolo ovale, le sedie, la moquette per terra era azzurra, e non mi sono affacciato mai dalla finestra, non lo so dove spunta. Questo particolare mi va bene, ok, va bene. Mi scusi Presidente, qualche secondo per riordinare queste carte, anche in modo che l'Aula... Allora, vediamo dove sta. Allora, lei oggi, o perlomeno in questi giorni al dibattimento, comunque ha sempre il modo di confermarmelo o meno,
ha fatto intendere, se non esplicitamente detto, che Franco Arcidiacono partecipava a queste riunioni, è così? Sì, quando c'è stata la spaccatura con i Ferrera ha fatto l'appuntamento con Santo Battaglia, aspetti, signor Avola, quello è un particolare sul quale torniamo poi. In generale, io ho sentito, sono stato qua in questi giorni, l'ho ascoltata con interesse, Franco Arcidiacono, lei ha detto, si può controllare il verbale, partecipava a queste riunioni, è così? Sì. Oh. Presidente, ieri lei, credo per un fatto di, come posso dire, strategica cortesia, ha impedito che l'avvocato Marino esercitasse una contestazione perché riguardava la posizione dell'Arcidiacono, penso che lo ricorderà. Io contesto adesso proprio quello che l'avvocato Marino intendeva contestare, il verbale in cui il signor Avola ha detto, esattamente in data 30 marzo alle ore 18:30 dell'anno 94 al pubblico ministero, che il signor Arcidiacono non partecipava a queste riunioni, ed è stato signor Avola, ascolti perché parlo con lei anche se mi rivolgo alla Corte, e in qualche modo lo dice esplicitamente, cioè, aspetti che le leggo il pezzo. La pagina? Certo, pagina 5. Allora, si parla di Marsiglione ed ecco perché il signor Marino, l'avvocato Marino, intendeva fare la contestazione, ma lei l'ha confermato che Marsiglione non partecipava. Il Marsiglione non partecipava alle riunioni, ma era presente nella stanza attigua. Del resto neppure Franco Salaro partecipava a tali riunioni, dirà poi né Giovanni Tropea, eccetera. Quindi questa contestazione, che è un fatto tecnico, signor Avola, io gliela faccio, noi andiamo avanti e questo verbale lo produrrò ai limitati fini in cui esplicita il contrasto tra la dizione dell'oggi e il riferito del ieri. Mi riservo ovviamente di Sarebbe bene però, ai fini della contestazione, far chiarire quale delle due versioni è esatta, perché altrimenti la contestazione sarebbe fine. Ascolti, ai fini della contestazione, scusi, è una scelta che è affidata o a chi controesamina o alla volontà spontanea del controesaminato, perché già a me col contrasto mi spetta il diritto alla contestazione. Ma non all'ingresso del verbale. Io la faccio. Poi Può andare oltre, avvocato. Come? Può andare oltre. Sì, ma io allora, la contestazione è chiaro che è un fine di acquisizione, sappiamo entrambi quali sono i fini tecnici. Allora, lei stava accennando mentre stava per rispondermi a questo discorso sulla mafia, mi stava dicendo quella volta che l'omicidio Marchese, ho capito bene? Sì. Stava cominciando a discutere su questo tema. Ora io vorrei... E dove diavolo è? Allora, al dibattimento, in questi giorni ho preso appunti puntualissimi, lei ha detto siamo partiti dalla mafia per commettere questo episodio, poi siamo stati fermati con il coltello e questo attentato fallì, è così, no? Per una quindicina di giorni, sì. Beh, non ha importanza, vabbè, ha detto così. Quindi sostanzialmente lei dice che per fare sta storia partiste proprio dalla mafia, giusto? Bene. Io e Santo Battaglia, sì. Sì, vabbè, lasciamo stare con chi, a me interessa lei. Sono partito io dalla mafia dopo che aver parlato con Aldo e Salato. Signora, avevo tutto pronto a Picanello. Ripeto, ci siamo intesi, non voglio racconti. Io e controesamino, lei ha la cortesia, come ha avuto fino adesso, di rispondere alle mie domande. Allora io devo contestarle che il data 17 marzo, verbale del... Dunque, 17 marzo, lei parlando di questo episodio ha riferito che per questa spedizione voi partiste invece da Picanello, che rispetto alla mafia e a Piazza Michelangelo, signor Avola, probabilmente lei ha fatto confusione. Non ce n'è confusione, Le chiedo perché scusa. tutte le cose erano preparate a Picanello, la mafia è in via Vittorio Veneto, ci sono 100 metri da Picanello. Logicamente non potevo portare pistole, fucile, macchie rubate in via Vittorio Veneto, le ho lasciate a Picanello. Allora io le faccio la contestazione, dopodiché sì, lei lo fa, se il procuratore della Repubblica, come nel suo diritto, ritiene di dover trarre delle conclusioni per cui il contrasto non esiste, poi ce la discutiamo. Allora, pagina... Accidenti, se lo volete vedere? No, non riesco a trovarlo. Controlli lei perché... Allora.
E allora, dunque, no, ma il verbale non deve leggere il procuratore della Repubblica soltanto, è giusto che Avola senta quello che ha detto, no? Allora, accadde però che dopo essere partiti da Picanello, mentre ancora ci trovavamo in tale quartiere, Quartiere Picanello. scusi, io e il Battaglia fummo bloccati da un'autovettura civetta del commissariato Borgogna, Sì. e quindi l'attentato fallisce. Non c'è dubbio quindi che lei qui sta intendendo dire che per l'attentato marchese partiste da Picanello. Certo. Oggi lei al dibattimento, ieri, lei ha detto che per l'attentato marchese siete partiti dalla Mafa. No. Questa è la mia No, contestazione. io non lo dico che siamo partiti dalla L'ha mafia. detto qui al dibattimento. No, allora Io ho sbagliato, mi sto confondendo. Io sto dicendo che siamo partiti dalla mafia dopo l'incontro con Aldo Ercolano alla mafia. Che gli stavo dicendo, sono pronto, stiamo partendo, tutte cose sono pronte a Picanello. Esco dalla mafia e vado a Picanello con Santo Battaglia. Faccio 100 metri e mi ferma la polizia. Io sono partito da Picanello, però esco dalla mafia dopo aver parlato con Aldo Ercolano dell'operazione che si stava facendo, che eravamo pronti. Questa è la verità. Oh, signor Avola, lei in questo episodio, nonostante la sua ottima memoria, ha delle falle, perché io le contesto ulteriormente che lei, in data 30 marzo, proprio a proposito dell'omicidio marchese, lei dice, pagina 5, ricordo che, ed è una contestazione, il che mi consente di leggere il pezzo relativo al contrasto, ricordo che proprio nella sede della Mafa si tenne una riunione con Aldo Ercolano allorché fallì il tentativo di portare a termine l'omicidio di Salvo Marchese. Sostanzialmente riferisce quindi di una riunione successiva al fallimento dell'agguato. Signor Avola, queste sono due rappresentazioni di realtà totalmente diverse, nonostante diventano tre, perché per un verso lei adesso, aspetto che il consigliere Allatere, quindi lei qui sta spiegando che ha una riunione alla Mafa e torna alla Mafa, fallito che era l'attentato marchese, proprio perché l'avevano fermata col coltello e non avevate potuto fare più niente. Avvocato, Prego. mi limito ad osservare che quel successivamente non c'è nel verbale. Quale? No, il verbale io l'ho letto. Sì, No, successivamente. questo io sto parlando adesso. Sì. Adesso lo rileggo, in modo che ci intendiamo sul successo, cioè cerchiamo di interpretare se il mio successivamente sia leale oppure no. Allora, ricordo che proprio nella sede della Mafa si tenne una riunione con Aldo Ercolano allorché fallì il tentativo di portare a termine l'omicidio di Salvo Marchese, il che consente a me, senza che lei abbia l'andata alla Mafa e la riunione è successiva al fallimento del tentativo marchese. È così? No. Questa è l'altra contestazione che io allego agli atti. Andiamo avanti. Le chiedo scusa, Presidente, pochi secondi. Signor Avola, mi scusi, ho dimenticato Mi scusi un momentino, avvocato, Prego. dobbiamo sospendere. Grazie, Presidente. Signor Avola, io devo ritornare un momento per collegamento di idee a parlare e non mi fa piacere della sua famiglia, però ripeto, vedrà che si tratta di informazioni che non riguardano nulla che possa infastidirla. La premessa non era dovuta, ma mi pare che consenta una maggiore chiarezza di dialogo. Sua figlia Avola Maria è stata battezzata Danino Pulvirenti, è così? Danino Pulvirenti, è così? Sì. Lei lo ricorda quando è successo questo fatto, pressappoco? Mi sembra nell'89. Nel? 89. Mi consenta un attimo solo, che devo controllare una cosa. Ce l'avevo qua. Certo. 88-89. Come? Sull'88-89. Vabbè, ora lo chiariremo.
Esatto, sì. Dunque, io le ho ricordato l'episodio perché gradirei sapere, se lo ricorda, chi fossero stati presenti a questa cerimonia che, diciamo così, è allegra, festosa, religiosa, familiare, dei suoi familiari e di quelli del Lino Pulvirenti che diventava suo compare così, no? Sì. Lei lo ricorda chi fossero presenti? Cioè, gli intimi sicuramente, ma se me li ricorda? No, pochissime persone eravamo, la mia famiglia. Ascolti, le persone mi interessa poco, poi non pretendo che... I familiari intendo dire, perché c'erano i due compari a Piccinino, dunque chi c'erano? Di familiari chi c'era? Familiari di Pulvirenti, quelli miei. I suoi e quelli di Pulvirenti. Dei miei c'era mia mamma, mio padre. Aspetti, mia sorella. sua madre, suo padre, Mia sorella. sua sorella, poi? Basta, la famiglia è questa, quella mia. Bene, dei familiari del Pulvirenti? Pulvirenti c'era il suo fratello Salvuccio, Sì. Natale Botta e basta. Ho capito. Quindi, lei non ricorda quindi che ci fosse stato anche un mal passotu? Ma passato chi? Giuseppe, il Ma padre. quando mai? Eh? Io non ho detto mai questa cosa. Il padre di... No, è che chi sta dicendo chi gliel'ha detta? Chiedo a lei, dico, lei dice che non c'era, giusto? No, io dico che non ce ne posso portare le foto e il filmino, non ce n'ho problema. Signor Avola, mi scusi, non sto dicendo che non le... Dico soltanto, secondo lei quindi non c'era? Ma come secondo me? Il battesimo di famiglia, non so se c'era il mal passato, non c'è, poi chi l'ho invitato il mal Senta, passato, invitavo la persona di tante al battesimo di mia figlia. Aspetti, era il padre di Nino, no? E dopo era sempre uno di tante. Sì, e allora lei mi sa dire, per caso, questa cosa, lei sa se a Pulvirenti Giuseppe questa cosa è stata gradita, se le ha in qualche modo manifestato piacere perché questo accadesse oppure no? Che io non l'ho invitato? No, che suo figlio battezzasse sua figlia. Ma non lo so. Non lo sa. Vabbè. Non lo so perché a me mi No, basta così perché sulla mi famiglia... hanno fatto questo suggerimento, fagliela battezzare a Nino che le chiama ancora di più con i mal Ascolti, signor passato. Avola, Punto e basta. io volevo delle informazioni, ma sulla famiglia cerco di tenermi piuttosto... Basta, così, basta. Allora. Già, e purtroppo... Senta, lei mi sa dire solo questo, la data di nascita, se la sa, se no dovremo rintracciarla, la data di nascita di sua moglie, soprattutto non l'anno, il mese e il giorno. L'1 marzo del 62. Aspetti che me lo segno. 1 marzo 62. 62. Senta, signor Avola, lei conosce un certo Salvatore Oturi Giorlando? No. Lei, dico, frequenta qualche volta i ristoranti di Taormina? No. Non è mai stato a mangiare a Taormina ristorante? Qualche volta. Beh, quindi frequenta giustamente... Frequentare e andarci spesso, io in un anno una volta poteva capitare. Non ricorda un'occasione particolare in cui si sia recato a Taormina? Se c'è, nel suo ricordo, io non riesco a stimolargliela in qualche modo, vorrei sapere se ricorda un'occasione in cui, allora diciamo così, lei è andata a Taormina per un motivo gioioso, ma non se l'è potuta godere questo pranzo, per lei non è stato allegro. Avrebbe dovuto essere allegro, ma lei era preoccupato, lei credo che mi ha capito. No, non l'ho capito. Non la capisco, non mi capisce. Lei è stato a festeggiare il compleanno di sua moglie, che sarebbe stato il giorno successivo a Taormina, è stato in un ristorante di Taormina la domenica esattamente del domenica 28 febbraio 1993? No. 28 febbraio del 93 io dovevo andare al ristorante La Scogliera. Marcello D'Agata mi invita ad andare a casa di Leo. Basta, Tutto lì. ho capito. Cioè nei miei programmi c'era di andare Sì, al ristorante sì, La sì. Scogliera a 100 metri di casa mia. Si ferma? Ok. E invece, per certe cose che mi stava per dire, che non mi interessa ribadire, lei invece si è recato altrove e si sarebbe recato, ve lo dico io perché lei così ha detto, dove se n'è andato? Me lo dica lei, sinteticamente però. A casa di Leo. E poi
poi ricorda che nell'immediatezza lei fa una certa gita per andare a trovare Benedetto Santa Paola, per raccontargli una certa cosa, insomma, ricorda di essere andata a Barcellona come ha detto? Questo è il giorno prima? Sì, è vero. E questa gita, no, ma non intendevo equivocare sui giorni. Volevo sapere, speravo che lei mi descrivesse il tragitto di questa gita. Lei va a trovare Benedetto Santa Paola, giusto? Sì. Io la pregherei, signor Avola, caldamente di aver pazienza e di descrivermi come fa lei ad andare a Barcellona, se poi questa casa o questo posto dove si trovava Santa Paola è all'inizio del paese, lei deve entrare in paese, è vicino il mare, se è dopo il paese, se si deve uscire, la casa, la prego, è importante per me. Lei deve descriverlo. Io mi sono partito nel primo pomeriggio, 2:30 3 con Santo Battaglia. Piano piano, però in modo che io possa segnare. Abbiamo preso l'autostrada, siamo andati a Messina, abbiamo incontrato Romeo, poi abbiamo incontrato Peppo Gullotta e ci ha accompagnato a Barcellona. Sì, e fino a qua mi interessava poco. Lei va a trovare il signor Santa Paola a casa di questi, come si chiamano, Gullotti, ma non lo so se ce l'aveva intestato. non ha importanza, voglio io che lei mi descriva da questo momento, appena lei dice siamo partiti, siamo incontrati, il tragitto che fa e la casa, dove si trova? No, la casa non me la ricordo. Si trova vicino il mare o è all'interno del paese? Non me lo ricordo. Signor Avola, mi scusi, io non posso costringerla a ricordarla perché può essere che lei abbia vuoti di memoria, però poco fa, quando lei esattamente ha descritto la Mafa, ha dimostrato di avere ricordi anche... Che alla Mafa ci sono state diverse volte, lì è stata cosa di un'ora. Sì, andava a trovare Benedetto Santa Paola. Sì, appunto, andavo a trovare se Benedetto Santa Paola non aveva interesse a guardare la casa, guardava Benedetto Santa Paola. Ma io non pretendo, ma dico la casa lasciamola perdere, ma da che parte del paese me lo saprà pure dire. Scusi, è dovuto entrare in paese o si è arrestato prima del paese? Io mi ricordo che abbiamo passato un ponte, c'era un bar nella stradina, poi altre cose non mi ricordo. Tipo Residence, siamo entrati sulla destra. Aspetti, signora Avola, così mi fa descrizioni che credo che con un minimo di intelligenza potremmo creare tutti. Io non faccio congetture, desidero sapere se questa casa fosse vicino il mare o meno. Questa è una cosa che se non lo ricorda niente. Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Lei ricorda se per caso siete dovuti addentrarvi in una certa stradina che si inerpica? No, io le cose che mi ricordo è che abbiamo passato un ponte piccolino. Ha passato un ponte piccolino. E senta, dal paese, da Barcellona, ci avete messo molto poi ad arrivare a questa casa di Nitto Santa Paola? Cioè a questa casa dove si sarebbe trovato Nitto Santa Paola? O era vicino a Barcellona? Perché lei ha detto andammo a Barcellona. Sembrerebbe di capire che è nel paese o comunque nelle immediate vicinanze. Sì. Avete fatto, ecco, quanta strada avete fatto rispetto al paese? 10 minuti di meno, non lo so perché io parlavo in macchina, non guardavo l'orologio. Ho capito. Le chiedo scusa, signor Avola, se in ipotesi, se la si portasse sino a Barcellona, non gliela porterà, no, ma dico, sono ipotesi che alle volte, se la si portasse lì, lei con un certo sforzo riuscirebbe a trovare questa casa? Può essere sì. E può essere no. E può essere no. E chissà che non chiediamo l'esperimento quando poi vedremo, perché probabilmente lei mi ci porta, se non mi ci portasse. Dunque, lei ha riferito a proposito dell'attentato alla Villa Baudo, avevate visto la trasmissione con Baudo che parlava male della mafia? Baudo era da Costanzo, giusto? E parlava male della mafia, così io adesso non l'ho vista, quindi. Lei ha detto di averne conversato di questa storia con Aldo Ercolano. Con Marcello D'Agata. Aspetti, lei ha detto qui, o perlomeno, lei mi segua, ne ha conversato e che lei, proprio lei, parlando di Maurizio Costanzo, che parlava spesso male della mafia in queste trasmissioni, aveva proposto lei, Avola, una sorta di azione simbolica nei confronti di Costanzo. Sì, volevo bruciare i Parioli. Come? Volevo bruciare il teatro dove avveniva lo show. il teatro, sì. Sarebbe stata una sua proposta, è giusto? Sì. E invece, se ricordo bene, innanzitutto le chiedo perché lei si è risentito, cioè perché lo ha considerato una cosa preoccupante che Maurizio Costanzo, Baudo parlassero male della mafia? Dico, facevano riferimenti specifici. No, ma uno che appartiene a un'organizzazione non la vuole toccare. Scusi Avola, mi stia a sentire perché credo che ci siamo intesi. Se si parla male
dell'avvocatura, in qualche modo io mi risento, giusto? E questo gli volevo dire io. Ascolti, se si parla male dell'avvocatura penale io mi risento ancora di più. Se si parla male dell'avvocatura penale che giostra attorno a un certo studio, e quello studio è quello dell'avvocato Leo, il mio, io mi arrabbio ancora di più. Si parlava male della mafia. C'erano stati riferimenti specifici all'organizzazione che avessero provocato questa reazione? Oppure parlava male la mafia, la criminalità, i berretti neri, gli omicidi? Che diceva questo? Perché lei si è arrabbiato? E con lei... No, veramente si è arrabbiato Marcello D'Agata. D'Agata lo so che si è arrabbiato, ci mancherebbe altro. Dico, lei ne ha parlato... Di D'Agata lo sa. Sì, ma penso di sì. Ma dico, Ercolano si è arrabbiato pure. Lei ha proposto ad Ercolano di fare questo incendio. Cosa le ha detto Ercolano? No, se la stavano sbrigando i palermitani. Se la stavano sbrigando i palermitani. E questo, se non vado errato, no, questo però riguarda l'attentato, dico, questa storia dell'attentato, di questa conversazione sarebbe stata praticamente coeva all'attentato a Villa Baudo, giusto? Sì. Bene. Signor Avola, lei oggi ci ha raccontato, oggi intendo dire in questi giorni, ci ha raccontato, io sintetizzo molto, se c'è qualcosa di inesatto lei me lo dica però, io non posso riferire le parole esatte perché il verbale non ce l'abbiamo, ma ha conosciuto D'Agata nel bar nell'82 mentre prendeva il caffè, insomma in occasione... Sì, caffè, non mi ricordo se era caffè, se era... No, che abbia detto una cosa del genere, cioè frequentava il bar, ecco, sì. Giusto? Lo ha conosciuto così, questo l'ha detto, ne sono certo. Sì, certo che lo conosco. Ha parlato anche di caffè, se poi perdeva un gelato per me è la stessa cosa, dico, ma l'ha conosciuto proprio in occasione di questa frequentazione al bar, è così? Sì. Bene, e lei ha detto all'incirca dell'82, è così? Circa sì. Bene. Avete fatto mano a mano amicizia, mi è parso di capire questo, è così? Sì. Bene. Poi succederà che D'Agata gli chiederà un favore, ricorda quale? Quello di bruciare l'auto, giusto? Lo ricorda o no? Sì, l'ho dichiarato io. Bene. Lei ha pure detto che nell'82 gli è stato chiesto, non mi ricordo da chi, lei non sapeva neanche cosa fosse Cosa Nostra, è corretto? Sì. Bene. Lei è stato arrestato nell'ottobre dell'82 ed è rimasto in carcere un po' di tempo, ricorda quando è uscito? Sì. Marzo, aprile. Aprile, giusto, aprile 83, così? Sì. Aprile 83. Tenendo presente questa carcerazione, queste date e anche il fatto che lei da un po' di tempo stesse frequentando e stesse stringendo una certa amicizia col signor D'Agata, questo favore della macchina, lei mi sa dire come lo potrebbe localizzare nel tempo? Cioè, questa è una frase che ho mutuato dalla Procura della Repubblica e mi ha... collocare. Allora, lei... Io la pregherei perché rende molto il concetto e poi anche, come posso dire, quasi onomatopeica. Lei vorrebbe collocare nel tempo quest'incendio di auto? Collega, è stata nell'82. Dopo mi hanno arrestato. Vabbè. Ah, ecco, dopo che l'hanno arrestata? No, dopo mi hanno arrestato, dopo che ho fatto questo favore mi hanno arrestato, mi sono fatto la mia carcerazione. Aspetti, ci stiamo arrivando. Poi nell'83 sono uscito. Lei prima incendia l'auto, poi è stato arrestato. Giusto? Sì. Scusi, rispetto a quando lei ha cominciato a frequentare il signor D'Agata, prima che D'Agata si inducesse a chiederle di bruciare una macchina che non era accendere una sigaretta, quanto tempo sarà passato? Nel suo ricordo, non è un giudizio. Quanto tempo può essere passato? Credo un paio di mesi. Un paio, non dico 2, 4, 5. Purtroppo non l'ho sentita. Ho capito, prima un paio di mesi, poi lei ha detto 3-4. Insomma... Un paio non intendo, voglio dire 2, 4, 5 mesi. Ah, ecco, 4-5 mesi. Un periodo... Non lo so, Sentavo, no, va bene. Volevo capire per quanto tempo questa frequenza fosse stata una frequenza insignificante fino al momento in cui lei si decide di bruciare per conto altrui. Allora... No, io già però facevo le mie rapine, poi ne parliamo. Lei lo ha detto, quindi ne parleremo. Lei ha riferito di certi episodi
poco simpatici che le sono accaduti in carcere. È inutile che ne parliamo ancora. Ne possiamo parlare. No, non mi interessa, sono tristi esperienze che ha vissuto lei e che capisco essere state traumatiche. Le chiedo scusa, è stato dopo questa carcerazione che lei in qualche modo si è avvicinato all'organizzazione? No, io ero già vicino all'organizzazione. Scusi, allora cerco di essere Non mi faccia finire di parlare, parla sempre lei, non mi giustifico mai io. No, ma lei non deve giustificarsi. Dopo che io sono uscito dal carcere, Sì. ho legato di più con Marcello Dagat, abbiamo fatto qualche rapina insieme, abbiamo organizzato qualche rapina a Bologna. Io sa perché glielo chiedevo, vediamo se il suo pensiero coincide col mio e il suo ricordo soprattutto coincide col mio. Io ho creduto che se lei fosse stato già caro all'organizzazione o caro al Dagat o caro a qualcuno che contasse, forse che questi maltrattamenti al carcere non le sarebbero stati fatti. È così o sbaglio? Sì, Quindi, allora... però il Dagat non si è interessato di niente, l'unico No, che si è aspetta. interessato in carcere è stato Carletto. Signor Avola, lasciami... Ora io ti racconto questa storia No, tutta. signora, No, ora io gliela non racconto, benissimo. perché è importante. Signor Presidente, aspetti, chiedo lei- che la Corte intervenga. Magari. Grazie. La potrò raccontare dopo. Ecco. Per ora segua le domande, si attenga alle domande e dia soltanto risposte. Va bene. Avola, poi lei può dire quello che vuole, in questo momento è che mi confondo. Io... No, perché la verità è, No, ascolti. viene sdoppiata sta Avola, verità, mi perché senta, sì, stavo- Carletto si è interessato in carcere, Oddio anzi mio, addirittura Avola, Carletto Aspetti, La non prego, lo Avola, vuole la inserire. prego, io non è che non voglio sentire. Vada avanti, avvocato Russo, Sì, si sì, ma devo inserisca spiegare perché qual è- sennò perdiamo... Devo spiegare qual è la cosa che intendo Ritmo sapere. e- Io perdo il filo, Presidente. appunto, e dico, quindi si inserisca. io volevo sapere soltanto se, considerato che lei mi ha detto, vero è, se fossi stato caro all'organizzazione, probabilmente non mi avrebbero maltrattato, probabilmente allora questo suo avvicinamento è successivo a questo fatto della carcerazione, è così? 83 poi Ha visto che siamo arrivati, poi lei mi racconta ciò che vuole. Lei ha diritto di farlo. Allora, dopo che esce dal carcere o anche prima, lei mi parlava di così attentati, bombe, queste cose qua. Mi stava dicendo questo, è vero? 83. Negozi, Queste bombe lei ricorda, dico almeno un paio, se non se ne ricorda nulla, ci rinunzio. In quali negozi, insomma, chi fossero le vittime di queste bombe? Me ne può citare qualcuno? L'hotel Santa Tecla, Sì. la Peugeot, Aspetti che segno, purtroppo devo scrivere. Hotel Santa Tecla, Peugeot. l'impianto elettrico dell'acciaieria Megara, Come? l'impianto elettrico dell'acciaieria Megara, Impianto elettrico Megara. Va bene, mi basta, ha dato delle una indicazioni. villa alla Scogliera, la Bedford. Allora, piano piano che le voglio sentire tutte. Quelle che ricorda le accetto tutte. Dunque, Megara, Scogliera. Ha fatto anche delle rapine, no? Sì, In quel periodo. sì, facevo delle rapine. Se c'è qualche cosa di particolare me la dica, se sono rapinette non mi interessano. C'è qualche rapina? Mi ho organizzato una rapina in aprile quando sono uscito dal carcere, Marcello, Lasci? a Bologna, Oh, a Bologna. A che cosa? Un istituto, qualche cosa? un istituto di credito, sì. Sì. Queste bombe sono dopo la rapina però. Senta, lei ieri mattina ha detto che inizialmente lei è ancora un ragazzo quando... Cioè era un ragazzo, ha usato questa espressione, era ancora un ragazzo, giusto? In occasione di questo avvicinamento per la prima volta a questo gruppo di persone, io le chiedo, quando lei ieri mattina ha fatto una certa distinzione, io non la ricordo la terminologia, lei ha parlato di avvicinati o di affiliati, lo ricorda? Ricorda questa Sì, distinzione fatta in aula? Ecco, allora, per intenderci, in questo periodo delle bombe, di queste sue rapine, lei sostanzialmente era già diventato una specie di avvicinato o non lo era ancora? Sì, già ero affiliato. Affiliato? Stiamo parlando 83. No, e io le chiedevo, lei mi ha chiarito, lei era già quindi, aveva fatto ingresso nell'organizzazione. Sì. Organizzazione come affiliazione vicino a Marcello Dagat. Sì, questo io ne sono perfettamente certo, io dico, ne sono sicuro. Delle sue risposte, perché io faccio il controesame in previsione di quello che mi dice, io già pressappoco le conosco. Allora, e per quanto tempo?
innanzitutto, scusi, lei percepiva stipendio? Sì, Quanto? mi ricordo all'epoca 500.000 al mese. E adesso, se vogliamo cercare di precisare nel tempo, quando è che è stato che ha cominciato a percepire stipendio? Dopo che io sono uscito dal carcere. Dopo Quando che sono uscito dal carcere Marcello mi ha fatto un regalo, un paio di milioni, poi abbiamo fatto questa rapina e poi ho conosciuto Aldo Ercolano, Enzo Santapaola. Aspetti, sì. Mi consente un attimo, signor Avola, per riflettere su un periodo che sto controllando. Signor Avola, le chiedo scusa, lei a un certo punto, per adesso lasciamo stare quando, perché su questo si discuterà, i suoi ricordi e i nostri possono non essere. Dico, lei ha detto di essere diventato uomo d'onore, così? Prima faccio un omicidio. No, io non voglio collocarlo nel tempo, è un altro il mio interesse. Dico, per diventare uomo d'onore è questo omicidio di cui stava parlando che le ha fatto guadagnare i gradi sul campo, cioè mi dà una spiegazione, se vuole. Lei, uomo d'onore, non credo che diventano tutti, lei ha fatto parte di questo gruppo, quindi sa bene che ci sono persone e persone. Qualcuno addirittura come il Gran Cagnolo non se lo può neanche sognare, qualcun altro lo diventa, qualcun altro no. Lei lo è diventato per meriti particolari, si è guadagnato gradi sul campo, cioè cos'è accaduto perché sia diventato uomo d'onore? Lei stava parlando dell'omicidio, questo qual era sto omicidio? Andrea Finocchiaro. Dico, è stato questo omicidio a farle guadagnare i gradi sul campo in qualche modo? Può essere, sì, io non lo so, le bombe, l'omicidio, la rapina, l'audace, non lo so che cosa hanno spinto a farmi uomo d'onore. Rapina intende questa qua di Bologna, giusto? Sì. Io potrei dirle, ma non è una riflessione, è sempre una domanda. Lei ritiene quindi che la commissione di questi fatti, soprattutto l'omicidio Finocchiaro, le abbia consentito... Capitava che altre persone, non capitava, è capitato che altre persone, solo perché avessero commesso dei fatti omicidiari, siano divenuti tutti uomini d'onore o quasi tutti uomini d'onore, no, nel suo ricordo? No. Quindi allora voglio dire, ci deve essere stato qualcosa per la quale lei si è guadagnato questa qualifica, voglio dire. Sì. O no? Quale? Io non lo so. Questa era la mia famiglia, perché era una famiglia pulita, mia madre, mio padre, gente lavoratore, non lo so, hanno controllato questo lato. Gente pulita, onesta, non c'erano poliziotti, non erano ladri, non erano niente, gente pulita e ha potuto influire nella mia persona. Mi consente di dirle, però è una domanda, è una considerazione, sembrerebbe con questo che lei mi dice, e lo dico perché in qualche modo non mi soddisfa la sua risposta e gliela vorrei riporgere la domanda. Considero che questo è il criterio con il quale anche si scelgono i poliziotti, i carabinieri, cioè se è famiglia pulita, dico... La cosa nostra è l'antistato, non è che è parallela, non è una cosa... Ok, ci vuole quindi una certa pulizia morale. Sì. Vabbè. Io vorrei focalizzare una certa situazione. Lei mi vuole dire, lei divenne uomo d'onore e non so se ha descritto il posto. Se lo ha già fatto, perdoni questo difensore che vorrebbe, perché sinceramente non lo ricorda, lo ha fatto qui al dibattimento, non mi pare. Io vorrei che lei dicesse... Alla zona industriale. Ecco, ci siamo. Se potesse spiegarmi la zona, il luogo, chi c'era, quello che può su questa storia. Sì, c'era Aldo Ercolano, Marcello Aspetti, D'Agata. no, piano, perché sennò... Dunque, c'era Aldo Ercolano, Marcello D'Agata. Sì. Enzo Santapaola. Come? Enzo Santapaola. Enzo Santapaola. Poi? Salvatore Santapaola. Salvatore Santapaola. E il suo padrino? Francesco Mangion. Francesco significa Ciuzzo Mangion. Ciuzzo Mangion. Ciuzzo Ferraro. Ciuzzo Ferraro. Ciccio La Rocca, suo figlio. Aspetti. I presenti, sì. Continui. E 2 lendinesi. Va bene. Che non mi ricordo il nome. Questo è accaduto, lei ha detto, nella zona industriale. Sì. E così ho sentito adesso. Sì. E che significa è accaduto nella zona Era industriale? vicino alla latteria solo, in un capannone dove era latitante Mangion. Un capannone dove era latitante Mangion? Sì. Scusi, lei sa che era latitante Mangion perché in quell'occasione glielo dissero oppure si recò lì perché sapeva proprio che lì era latitante? Io sapevo che era latitante. Lo portarono altri in quel posto o lei sapeva che proprio lì stava facendo un pezzo della sua latitanza? Non lo so.
Come? Non lo so perché girava, l'ho incontrato latitante da suo cognato il Cerdello. Ascolti. Quando lei venne fatto uomo d'onore, è un'occasione importante per lei. Sì, ma non mi ricordo se era latitante, quel Pedaccio Capace 2 giorni dopo è stato scarcerato, non me lo ricordo. Comunque io mi ricordo che nell'84 poi era latitante. No, lei sta dicendo nel capannone, io ho sentito bene, faceva la sua Sì, attività. e poi si spostava Mangia, non stava Ma fermo. mi interessa questo, a me mi interessa quando lei venne fatto uomo d'onore. E non mi ricordo se era latitante, comunque di sì. Allora, adesso non si ricorda più se fosse latitante? Non mi sto ricordando perché lui si spostava, non è che. Comunque era latitante però. Vabbè, comunque c'era Ciuzzo Bancio, perché padrino lei era, lui di lei, giusto? No, Non è affatto vero, avvocato. non l'ho detto io questa cosa. Io ho detto il padrino era Aldo Ercolano. Ah, elencava i presenti. Le chiedo scusa, non volevo farla cadere in contraddizione, anche perché il mio interesse era che lei dicesse che Mangion fosse presente, con il che si chiarisce ogni sospetto sul 3 oro per dirla chiara. Quindi suo padrino, quel tale, Mangion era presente, così? Bene. Senta, un uomo d'onore, quando si tratta di un omicidio di persona abietta, io non le faccio un'ipotesi. Persona? Abietta, schifosa, che ne so, un ruffiano, un magnaccia, uno stupratore di bambine, quando si tratta di persona che a suo giudizio merita le cose peggiori, un uomo d'onore può commettere questo omicidio autonomamente, senza preventiva autorizzazione? L'ho spiegato poco fa, sì. E si vede che sono entrato quando era già cominciata questa. E poi ottiene l'avallo postumo, è così? Sì. Sì. Si assume la responsabilità. Allora gliel'ho richiesto solo perché purtroppo non ero presente, l'avrei evitato allora, se già lei l'aveva detto. Senta, lei ha detto che per un certo periodo gli stipendi del gruppo di Picanello venivano portati a lei perché Carlo Campanella era stato arrestato e quindi come atto formale Portavano i conti, non gli stipendi. i conti, vabbè, dovevano portarli a lei, doveva dividerli lei, insomma. No, Come già atto formale. arrivavano divisi, soltanto si vedeva le spese, se avevano avuto spese durante il mese, avevano comprato qualche cosa. E mi scusi, lei che cosa intende dire con atto formale? Cioè, questo discorso dell'atto formale, che significava? Non ho capito. Lei ha detto, venivano da me per dividerli, cioè per rendermi il conto, per Campanella era arrestato, per un atto formale venivano da me. Cosa intendeva dire con atto formale? Cioè questa doverosità del fatto da cosa dipendeva? Perché dovevano venire da lei? Ma a me me lo dicevano di farli venire da me, come poi a me mi hanno detto di andare da Natale di Raimondo e consegnare il resto degli stipendi. Le chiedo scusa, signor Avola, non è che chiunque, non è che chiunque raccoglie gli stipendi, li divide. Appunto, chiunque no. Oh, e allora io le chiedo, siccome lei ha detto per un atto formale Campanella era arrestato, per un atto formale venivano da me, io le chiedo qual era, voglio dire, questa regola, questa prassi, questa opportunità, questa necessità che venissero da lei, che significa per atto formale? Per rispetto, perché giravo io per gli stipendi. Girava lei, per rispetto. Ma sembra autorizzato da Aldo. Sì, questo è da D'Agata, no? No, D'Agata non ci Pensavo di interessa. sì, vabbè. Non ci interessa. Capito. Senta, lei ha già parlato della carica di consigliere della famiglia, è così? Sì. Bene, nell'ambito della provincia, questa carica di consigliere, la carica di consigliere provinciale esiste? No. No. Senta poi, no Presidente, basta, per carità, non si allarmi sulla struttura, spero di non farne, anche perché lei ci ha avvertito che non c'è un codice della mafia. Poi vedremo, per adesso io smetto. Allora, ieri l'altro, udienza 13 maggio alle ore 11:40, l'ho segnato per consentire che si rintracci l'audio, nell'eventualità che non si avallasse questo che io dico. Lei ha detto che Salvuccio Marchese, ho segnato le parole testualmente, nella carica di rappresentante provinciale venne sostituito da Marcello D'Agata e anche da lei che l'accompagnava. Lei era una specie di, come posso dire, di altro... E poi da Santa Paola Salvatore. E ha detto pure che prima era questo signore Pippo Ferrera. È così? Sì. Bene. Io le contesto che l'11 marzo 94 alle 10:05 al pubblico ministero lei aveva detto proprio il contrario
e cioè che Pippo Ferrera ricoprì la carica dopo Salvuccio Marchese. Il contrasto è questo. Aspetti, signor Avola, perché devono intendermi i procuratori della Repubblica, che sapranno intervenire, credo, meglio di lei. Il contrasto è questo. Qui lei ha detto prima Pippo Ferrera, per sentito dire, poi Salvuccio Marchese, poi D'Agata insieme a lei, poi Santa Paola Salvatore. Al pubblico ministero aveva detto prima Salvuccio Marchese, poi Pippo Ferrera, poi Santa Paola Salvatore, cioè sostanzialmente lei inverte le cariche. Allora, io le faccio la contestazione e mi riservo di produrre il verbale. C'è uno scambio addirittura, la pagina, aspetti, pubblico ministero, ma... dico, non ha un minimo dubbio su quello che dico sia giusto, no? Devo farle un'altra contestazione. Io le contesto anche che nel verbale del 15 aprile del 94, esattamente pagina 4, aspetto prima di continuare che i pubblici ministeri lo rintraccino, lei ha detto cosa diversa rispetto a quanto detto al dibattimento oggi. Oggi lei dice che quando lei venne fatto uomo d'onore la carica era ricoperta da Salvuccio Marchese, mentre il 15-4, proprio in questo verbale che le sto contestando e che intendo allegare agli atti del dibattimento, lei aveva detto Ferrera, Pippo Ferrera. Io glielo contesto per quanto mi riguarda perché nel momento in cui lei viene per la prima volta investito di una cosa importante come essere nominato uomo d'onore, con le implicazioni delle quali lei prima ha parlato, di moralità, come posso dire, di apprezzamento da parte di tutti, nel mio modo di vedere, lei avrebbe dovuto, ma è una considerazione, ricordare chi fosse che occupasse questa carica. Signor Presidente, siccome sono stanco e credo di aver finito, e credo di aver stancato anche l'Aula, io per il momento, salvo qualche piccola notazione che non farà perdere tempo a nessuno, per il momento desidererei interrompere. Avvocato, io volevo far rilevare, Sì. se non ho inteso male il suo discorso, se l'avessi inteso male chiedo in anticipo scusa. Sì. Lei avrebbe rilevato un contrasto tra dichiarazione a proposito della cronologia delle cariche del rappresentante provinciale, perché Avola avrebbe dichiarato al pubblico ministero che in istruttoria che tale carica era stata ricoperta prima da Ferrera e poi da Salvuccio Marchese, mentre al dibattimento o viceversa. Perfetto. Ecco, anzi io credo che al dibattimento sono sicuro che ha dichiarato che prima era stato Ferrera e poi Salvuccio Marchese, mentre in istruttoria avrebbe reso dichiarazioni diverse. Ora, in effetti, avvocato... Lo leggiamo tutto, lo legga lei. A pagina 5 di quello stesso... Aspetti, no 5, questo io... Pagina 5 del verbale. No. Pagina 3. Aspetti che gliela passo. Questo pezzo. Lo legga tutto però. È indiscutibile, anche nella motivazione. Avvocato, Guardi che lei parla di un'altra. No, avvocato, continua a dire, mi consenta con molta umiltà, che l'equivoco l'ha fatto lei, non il collaboratore, perché in effetti sia nelle dichiarazioni dibattimentali in cui ha dichiarato che la carica di rappresentante provinciale prima era stata ricoperta da Ferrera e poi da Salvuccio Marchese, ma anche nelle dichiarazioni che ha reso al pubblico ministero, quelle che lei ha appena citato dell'11 marzo del 1994, ma io le cito anche le dichiarazioni rese nel verbale del 15 aprile 1994, l'Avola ha sempre dichiarato che al Ferrera nella carica è subentrato Salvuccio Marchese, quindi non c'è assolutamente nessun contrasto. Me la ripassa? Così io leggendo il pezzo in qualche modo cerco di far intendere e ci accorderemo sul tema. Allora, quello che ha detto al dibattimento saremo costretti a risentirlo per poter decidere dell'ammissione, cioè dell'esistenza del contrasto. Per quanto riguarda il verbale del pubblico ministero, è qui, io lo posso leggere e vedrà la Corte, rifletterà il pubblico ministero se io ho torto o meno. A tale proposito, diceva in questa data il signor Avola,
esattamente il giorno 11 del mese di marzo, pagina 3, a tal proposito voglio far presente che prima che scoppiasse la guerra, prima che scoppiasse la guerra con i Ferrera, la carica di rappresentante provinciale era ricoperta da Pippo Ferrera, mi ascolti, il quale era subentrato a Salvuccio Marchese. No, non sono dichiarazioni mie queste. Beh, sì, hanno la sua firma. Hanno la sua firma. No, non ho finito, perché è giusto che io spieghi perché. Successivamente, per decisione presa direttamente dallo zio, da Santa Paola, a seguito di un dissidio tra Pippo Ferrera e il Malpassoto, il quale ultimo sperava di venire rappresentante, detta carica venne affidata a Salvatore Santa Paola, con il che la cronologia risulta estremamente evidente, cioè in queste dichiarazioni, in queste rese al pubblico ministero, prima Salvuccio Marchese, poi Pippo Ferrera, poi Santa Paola Salvatore. E così, su questo siamo d'accordo? Scusi, avvocato, quello che lei mi ha detto di leggere è cosa diversa da questo? Ma no, ma guardi, ma non c'è nessun problema. Come no? Scusi, non pago legga tutto. Così chiaro. Era subentrato. Non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio. Avvocato. Che fa? Inventare? Era subentrato a Salvuccio Marchese. No, mi scusi. Presidente, è divertente, c'è un timbro, un bollo che giusto cade su il al, ora intenderemo. No, è importante. Chi sbaglia? No, la prego, perché qua io leggo. No, se lei legge il verbale... Io chiedo di mostrare il verbale alla Corte, sì. dovrà decidere sulle acquisizioni, è importante. Se lei legge il Noi intanto verbale... decidiamo per l'acquisizione e il confronto, perché il confronto dovrà essere fatto poi con un verbale che ancora non abbiamo. Si deve il o al, la Corte deve leggere. Ma non sono io solo. Il quale, tutti lo devono leggere. Il quale. Avvocato, io le dicevo... Comunque no, questo lei lo produca nel limite della contestazione e poi nel si verbale vede. del 15 aprile, nel verbale 15 aprile, pagina 5, il discorso è chiaro. Il discorso? È chiaro. Al Ferrera subentrò un altro sarebbe verbale grave, un mese perché sono dopo. verbali diversi, È un a verbale distanza di reso un un mese dopo. Voglio dire, questo mi aiuta a distanza di un mese, non di anni. L'Aula sbaglia ancora. Sono i verbali precedenti Ci sono i verbali, della sono qui, contestazione si legge indici. e passiamo oltre. Bene, allora io no, avevo detto Bene, che non passiamo intendevo andare oltre. con un altro intervento. Presidente, se mi dà la parola vorrei andare avanti io per qualche domanda. Cos'è questo verbale? Posso, Presidente? Sì. Non è mio verbale. Diavolo, io desidero chiarire soltanto un punto e una sfaccettatura dell'esame che lei già ha reso. Lei ha già reso diverse dichiarazioni all'autorità giudiziaria. È una domanda che le ho formulato. Probabilmente non mi sento. Ciavola, desideravo sapere se lei ha reso già diverse dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Diverse? Autorità giudiziarie. Che cosa ha reso? Diverse Non lo sto capendo, parli più forte che non sento. Dico, lei ha reso diverse dichiarazioni all'autorità giudiziaria? Sì, quando ho cominciato a collaborare, sì. Per quanto attiene ai fatti che la riguardano personalmente, ed in particolar modo per le motivazioni che hanno dato vita alla sua collaborazione, lei ricorda che gli è stata formulata questa domanda da quasi tutti gli inquirenti? Io non l'ho capito. Desidero sapere se, in occasione dei vari interrogatori che lei ha reso, se gli è stato chiesto il motivo della sua collaborazione. Dei magistrati? Sì. Io ho parlato della motivazione della mia Gli è stato chiesto perché si è pentito, Ciavola, questo desidero sapere. Sì, me lo chiedevano come mai questo pentimento, che cosa è dovuto. Mi sfogavo con loro anche. Lei ricorda se su questo punto ha sempre detto la stessa cosa? Sì. Ecco, può ripetermi, anche se andiamo veramente a ripetizione, ma sono solo 2 battute, Presidente, quali sarebbero state queste motivazioni che hanno determinato il suo pentimento? Guardi, io, per come l'ho capito io, quando Marcello D'Agata mi invia a casa di Leo, c'era lì, era la mia morte.
Il giorno prima vado da Aldo Ercolano e mi manda a dire... Il fatto, gradirei che lei mi dicesse, cioè il motivo per cui si è pentito, non che mi racconti tutto il fatto. Il motivo era questo, che prima volevo uscire dal carcere e non ci sono riuscito, poi ho capito che stavo dando all'ergastolo. Bene. E non uscivo più. Volevo contestarle che lei a pagina 213 delle dichiarazioni rese nel procedimento penale Pisano più 77 ha detto una cosa diversa. Lei ha detto che il suo pentimento sarebbe stato determinato dal fatto che la volevano uccidere. Sì, è sempre lì che cade l'asino. Successivamente, anche questa è contestazione, lei ha detto invece che il motivo sarebbe stato un altro, ed è quello di uscire dal carcere. Se vuole le leggo testualmente cosa ha dichiarato lei. Lo leggo. Lei ha detto a pagina 332, sempre della stessa dichiarazione, a domanda del giudice all'atere qual è stata la spinta ultima, questa era la domanda che gli veniva formulata, perché ero convinto che si potevo aggiustare questo processo. Sì. È uscito dal carcere. Logicamente per collaborare non ci speravo di uscire, no? Allora sarebbero stati questi due motivi, non uno o l'altro, entrambi i motivi. Non lo so, pensa quello che vuoi. Cioè, uno che sceglie di collaborare spera di uscire. Aspetti, solo a questo punto desidero che lei mi chiarisca e poi non ho altre domande da farle. Lei dice perché ero convinto che potevo aggiustare questo processo. Invece ho capito che non potevo uscire provvisoriamente. Si riferisce al processo che lei aveva in corso, Ossa Maggiore per intenderci. Non lo so, forse quel periodo ero detenuto. Ancora non mi avevano... Qualche data è? Aspetti che glielo dico. «22 novembre 1994». Ero in carcere. Allora a quale processo si riferiva, signor Avola? Quello mio, la mia imputazione per omicidio. E come lo Aggiustare voleva nel senso aggiustare? di limitare il danno. Ecco, desidero sapere come lo voleva aggiustare questo processo. Collaborando. In effetti ho preso 6 anni e mezzo per deliro, non ho preso 30 anni. Allora lei intendeva aggiustarlo nel senso che collaborando avrebbe avuto benefici oppure vie diverse? Benefici che cosa intende? Soldi? No, benefici premiali per avere uno sconto di pena, per avere qualcos'altro. Sì, solo per questo, per gli sconti di pena. Le contesto che lei a pagina 333, mi riferisco sempre allo stesso fatto, a domanda del giudice all'atere ha risposto invece, la domanda era questa, si aggiustava in che termini, quindi è la stessa domanda che l'ho formulato io, come e per quali vie, gli chiedeva il giudice all'atere. Lei ha risposto, questo fatto dei collaboranti sul licciardello che ritrattava sull'omicidio di Leo c'è di farmi 6 anni, 5 anni. Quindi l'aggiustamento del processo, scusi, non sarebbe venuta attraverso la refluenza di benefici premiali, bensì attraverso aggiustamenti con questo fatto dei collaboranti. Questo lei ha dichiarato. Io ho dichiarato che lo sconto che me lo devono fare? Lei ha detto testualmente, si aggiustava, gli chiede il magistrato, in che termini, come e per quali vie? E lei risponde, questo fatto dei collaboranti sul licciardello che ritrattava. Vuole che le legga un altro pezzo così è ancora più chiaro? Voi avevate qualche idea per fare ritrattare Licciardello o qualche strada? E lei risponde, si cercava con suo padre, Sì. però poi è morto suo padre e si sono perse le possibilità. Quindi quale delle due? Lei cercava di aggiustarlo mediante la sua collaborazione o cercava di aggiustarlo invece facendo ritrattare Licciardello? Cioè vuol dire che io ero un infiltrato? Questo è quello che ha dichiarato lei, la E spiegazione. l'ho dichiarato a un lei. magistrato questa cosa? Non ho capito. Io questa cosa l'ho dichiarata a un magistrato? Lei l'ha dichiarata al giudice all'atere in occasione del processo Pisano Santo più 77, a pagina 333.
Cioè che io volevo cercare la Ricciardello, Che che lei glielo stava dichiaravo al magistrato. si cercava con suo padre. Però Quando poi- io ero fuori, Allora facciamo questa differenza. cioè fuori che non ero un collaborante, dice ma ero in carcere, ma ero fuori in carcere a Catania. Cioè, mi arrivavano le notizie, si stava cercando di aggiustare il processo, di farlo ritrattare tramite il padre che l'aveva contattato, Marcello, il Barcella, cioè chi lo conosceva. Mi smentisca se allora è una mia deduzione che traggo dalle carte comunque. Lei sta facendo riferimento ad un momento antecedente la sua collaborazione. Pensava di poter aggiustare un processo tramite questa ritrattazione. Nel momento in cui ha capito che ciò non era possibile, ha iniziato la sua collaborazione e quindi la spinta, il motivo è questo, che lei ha capito che non poteva più aggiustare nulla e che la strada Ma era la sempre per collaborazione. uscire dal carcere stiamo parlando. Sì, siamo d'accordo, per uscire dal carcere, visto che non poteva uscire, si è convinto che non poteva uscire e ha iniziato a collaborare? Questa è stata la spinta, la domanda se vuole Sì, che la riformi. sì. Benissimo. Le contesterei ancora perché l'unico punto che desidero che mi chiarisca è questo, i motivi per cui lei ha iniziato a collaborare, che in altre circostanze, ed esattamente nel marzo del 94, Verbale? solo un attimo sul pubblico ministero che sto controllando, il verbale sono dichiarazioni rese proprio a lei, dottor Bertone, 9 marzo del 94, lei ha dichiarato ancora una cosa diversa rispetto alle motivazioni sottendenti il suo pentimento. Testualmente lei ha detto: sono stanco, infatti, della vita che ho condotto in tutti questi anni e voglio eccetera eccetera. Adesso io le chiedo, per chiarezza, lei ha iniziato a collaborare perché è stanco della vita che ho condotto in tutti questi anni? Quando è questo verbale?